Buonasera, sono un cittadino veneto e mi sento offeso dalle dichiarazioni che ha fatto Oliviero Toscani riguardo ai veneti. Vorrei sinceramente fare una association per fare una denuncia per diffamazione a noi veneti. Grazie. L'indignazione del Veneto contro Oliviero Toscani non si placa. Le sue dichiarazioni, che hanno tratteggiato i veneti come un popolo di ubriaconi, hanno lasciato il segno, e in tanti stanno pensando di portare in tribunale il fotografo diventato celebre con le campagne per Benetton. A Padova 5 padovani hanno querelato Toscani chiedendo 5.000 euro per danni morali per ingiuria e diffamazione. Toscani non fa un passo indietro, non chiede scusa ai veneti come gli ha subito chiesto il governatore Luca Zaia, e Toscani annuncia addirittura un libro sulla vicenda. Farò un libro dove chiederò scusa, riportando però tutti gli insulti che i veneti mi hanno fatto. E così arriva l'ultimatum di Zaia, ancora 24 ore per prendere carta e penna e scrivere una lettera di scusa ai veneti. Pretendo che le sue scuse siano profonde e sincere, capaci di rimarginare quella ferita che lei ha voluto infliggere a un intero popolo, dice il presidente del Veneto, che rimarca come il Veneto sia un popolo avvezzo a fronteggiare povertà e difficoltà, che sa cos'è la temperanza, ma la pazienza prima o poi lascia posto all'orgoglio. E il tempo adesso è quasi scaduto. Se entro domattina non arriveranno le scuse di Toscani ai veneti, Zaia trasmetterà all'avvocatura regionale tutti gli articoli sulla vicenda affinché poi vengano trasmessi alla magistratura. Come dire che la vicenda non è destinata a concludersi a tarallucci e vino.